Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, ben ritrovati. Come vi siete svegliati questa mattina? Come state? Beh, andiamo un po' a capire come andrà questa giornata questo giovedì 14 luglio insieme a me Maria, insieme alle stelle di Radio.0. E quindi partiamo subito dalle ultime novità, partiamo dai nostri Ariete che iniziano la giornata con grande ottimismo grazie al sestile lunare con Giove oggi. Anche qualcosa che prima vi sembrava impossibile inizia via via a concretizzarsi. Bene, ogni impresa è fatta di piccoli passi, non dimenticatelo, iniziate con il primo e tutto verrà di conseguenza. A parte un po' di nervosismo a fine giornata per voi del Toro, per il resto i buoni rapporti mattutini tra Mercurio e Urano vi permettono di trovare soluzioni a dir poco brillanti. In ufficio invece si respira un'aria un po' più tesa del solito, ma voi con il vostro grande entusiasmo siete in grado di riportare tutto in carreggiata, quindi via e iniziate a darvi da fare. Gemelli, qualcuno tenta di farvi le scarpe? Occhio oggi alla quadratura di Venere con Nettuno in questa mattinata. Tenete gli occhi ben aperti nell'intricato mondo degli affari soprattutto. Volevate un'altra possibilità, questa vi verrà gentilmente concessa dal transito lunare nell'idealista Acquario, ringraziatelo. Passiamo ai nostri Cancro, oggi protagonisti. Concentrate l'attenzione su di voi con grandissima bravura, lo sapete fare bene, grazie a Mercurio in sestile con Urano ancora di più. Al centro del palco chi vi ruberà però la scena, volete scoprirlo in questo momento, infatti come dicevamo volete essere protagonisti più che spettatori, ma in fondo cosa c'è di male? Leone, voi vi perdete un po' in chiacchiere oggi, causa questo della luna di passaggio nel vostro segno opposto. Ora dovrete correre e non poco per recuperare il tempo perso, quindi via, datevi da fare. Non potete sapere tutto, ricordatelo, dovete poter contare sull'appoggio di un esperto nei vari campi, contattatelo subito. Se resterete concentrati voi della Vergine il vostro rendimento salirà, potrete dare il meglio nel lavoro e nello studio. Nelle faccende domestiche invece qui vi occorre un aiuto, chiedetelo, non abbiate paura, non andate alla ricerca invece di chissà quale soluzione intricata, voi che cercate sempre di rendere il tutto più difficile, cercate prima di tutto il dialogo con il vostro diretto interessato, sarà più semplice. Bilancia, e con voi parliamo di cuore, una visione della vita molto simile potrebbe innescare quella scintilla, quella che cercavate in una bella intrigante relazione, appoggiati dal trigono lunare, quindi che appeal per voi. Le spiegazioni rapide e consce sono meglio di quelle farraginose, non credete? Il vostro team vi apprezzerà così ancora di più. Piccolo abbassamento di tono per i nostri Scorpione, la presenza della luna nel sognatore Acquario vi fa perdere un po' in concretezza. Ecco che avete la testa tra le nuvole oggi e tutti, proprio tutti, anche il capo se ne accorgeranno subito. Va bene una piccola pausa ogni tanto, ma poi riprendete subito a sbrigare il vostro compito o non lo consegnerete in tempo, questo non va bene, eh? Sagittario, voi vi godete l'armonia lunare con il vostro segno, l'umore è buono, anzi ottimo, riuscirete anche a perdonare il partner per un piccolo ritardo, una lieve dimenticanza, ma si sa, può succedere, l'avete capito. La vostra idea di giustizia è chiara, la conosciamo bene, pur se siete disposti a chiudere un occhio, l'altro è sempre ben aperto. Capricorno, e siamo arrivati al vostro turno. L'eccessive emotività e possessività che tutti abbiamo notato causate dalla congiunzione della Luna con Plutone, che difficoltà, non vi darà però troppo filo da torcere, svanirà tutto in poco tempo, tranquilli quindi. Non giudicate invece l'operato di un collega che non vi sembra alla fin fine un granché, ma perché piuttosto non gli date una mano? Non sarebbe più semplice? Disattenti e con la testa anche voi altrove, amici dell'Acquario, abbiate pazienza, in particolare oggi, riaggiustate i cocci rotti con un po' di creatività questa volta. Pur se Marte in questo momento non vi sorride così apertamente, potete contare però sul sestile lunare con Giove, ci piace questa luna, vi arrampicate sugli specchi, farete anche un po' ridere, ma alla fine arriverete al punto e questo è l'importante. E chiudiamo con i nostri pesci, tranquilli, non ci siamo dimenticati di voi, avete alcuni timori nei riguardi della vostra reputazione in questo momento, sarà per colpa della disarmonia Venere e Nettuno oppure per qualche pasticcio che avete combinato? Non lo sappiamo, questo dovete scoprirlo voi. Pur se il desiderio di novità vi spinge in una direzione, aprite bene le orecchie, non imbarcatevi in un'impresa troppo faticosa, non ne verreste a capo. Ed erano queste quindi le novità dalle nostre stelle, il nostro oroscopo si chiude qui, ma noi ritorniamo domani, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi, vi aspettiamo, una buona giornata a tutti intanto e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0